Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei rispondere a una mia amicizia che mi ha parlato un po' del Paladino, di questa grande anima che è sceso su questo pianeta. E prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Gara Marietto Veneziano, chiaramente il canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e qui sotto in descrizione trovate i link per potervi iscrivere e di venire anche nei nostri gruppi Telegram. L'entrata è gratuita, il link è qui sotto, dove il legale Marietto Veneziano coadiuvati dalla grandissima Milas tengono un percorso esoterico. Eventualmente se avete problemi a entrare chiedete pure a Milas, che è ben felice di aiutare tutti quelli che vogliono entrare. Siamo già più di 180 persone e se entrate vi mettiamo giù il tappeto rosso. In più, se volete consulenze, se mi contattate in PVT vi dovete ricordare che non è gratuito, è a pagamento, sono 20 euro. Eventualmente se dovete fare delle domande o li fate qui sotto nei commenti oppure nei gruppi Facebook o nel diario, così che posso rispondere e altri possono avere, come si suol dire, agio alle vostre domande. Possono usufruire delle vostre domande in modo globale tutti. In PVT ricordatevi solo a pagamento 20 euro. Bene, andiamo avanti e spieghiamo un po' chi era questo signore Paladino. Allora, Paladino è stato un precursore o diciamo un tipo molto avanti per il suo tempo. Chiaramente noi l'abbiamo conosciuto, almeno il sottoscritto l'ha conosciuto in due momenti. Prima di tutto l'ha conosciuto sul web con le sue pillole e alcune pillole erano veramente eccezionali, ha detto delle cose importantissime, solamente che ha sempre parlato a un pubblico un pochettino mancante di conoscenza e quindi molte cose che lui diceva proprio perché non risuonavano in alcune corde di alcune persone sembravano delle stramberie. Altre cose molto probabilmente ha dovuto seguire un po' l'onda per poter attirare a sé una platea maggiore e cercare di dargli la pillolina o la suppostina e quindi alcune volte magari esagerava in alcune direzioni. Ma il vostro Marietto Veneziano ha incontrato il Paladino da piccolino, cioè il vostro Marietto in astrale l'aveva incontrato da piccolino e ha visto che era un'anima immensa. Allora, voglio fare un punto di precisazione. Le anime immense, cioè questi avatar che scendono dal Sai Baba al Paladino e altre anime che magari scendono e vivono una vita modesta, senza grandi fuochi d'artificio a livello materiale, ma che danno molto materiale esoterico gratuito a tutti. Voi non dovete pensare che siano degli zerbini. Dall'altra parte queste anime, se le incontrate, vi fanno tremare perché le loro vibrazioni così alte, così pure, uno che è tra virgolette basso di vibrazioni sta male da morire. Io ho visto quando avevo 26 anni due anime altissime che erano entrate in un posto dove c'erano anime basse. Queste anime basse, alla presenza di queste anime altissime, proprio per la differenza vibrazionali, tremavano di dolore, no? E non erano anime altissime che facevano male, erano proprio quelle basse che la loro vibrazione marcia, mettiamola giù così, per essere belli chiari, gli faceva stare male. Quindi chiunque abbia fatto male al Paladino o abbia fatto male al Sai Baba o abbia fatto male ad altre anime anche che voi magari incontrate per strada e sono altissime ma non vogliono sfoggiare i galloni perché il loro cammino è magari un altro, in questo pianeta qui sono scesi a dare una mano in un altro modo, quando li incontrate dall'altra parte, se voi siete bassi di vibrazioni, tremate, non è che dovete pensare perché uno in questa vita qui è sceso e si è incarnato in un corpo modesto, poi anche dall'altra parte, come si suol dire, è debole, dall'altra parte lui tiene sempre le vibrazioni che è scesa. La differenza fra uno che si illumina e un avatar è che l'avatar dall'alto scende e uno che si illumina dal basso sale, no? Questo per spiegare che se alcune volte noi non condividiamo alcune idee di questi personaggi che scendono dall'alto, non è perché loro sbagliano, ma perché noi non abbiamo i mezzi a sufficienza per riuscire a capire cosa ci stanno dicendo. Il problema è che se noi vedessimo realmente la qualità dell'anima, della loro anima, dei loro corpi sottili, tremeremmo dalla paura.
no? Perché ci troveremo di fronte a dei giganti che non riusciremo a immettere dentro le nostre conoscenze. Questo vale sia per il Sai Baba che per altre anime che magari sono scese e magari abbiamo incontrato per strada pensando che fossero gli ultimi della scala alimentare. Nella realtà invece erano anime altissime che però magari non hanno potuto o voluto dirci niente perché capivano che noi non avremmo avuto le conoscenze per poter capire cosa ci stavano dicendo, e quindi entra in gioco la frase biblica: non buttare le tue perle ai porci. Allora, detto questo, non c'era solo Paldino, ci sono state altre persone che ho incontrato ad esempio sui social, che erano anime altissime o che sono stati personaggi altissimi durante l'altra vita e che sono scesi in questa vita a cercare di dare una mano, e però purtroppo se ne sono andati perché hanno visto che il loro cammino era troppo impervio. Quindi, cari amici, ogni tanto noi sui social incontriamo anime altissime che hanno un involucro modesto, e non è che sono loro che sbagliano, siamo noi che non abbiamo le potenzialità per riuscire a capire cosa ci sta regalando. Poi è chiaro che magari alcune volte, per allargare il loro, come si suol dire, audience, il loro, come si dice, cerchio di persone che possono apprendere almeno altre notizie importanti, cercano di dire cose che li possono attrarre, ma questo non lo fanno perché sono ignoranti loro, lo fanno per fare in modo di attirare più persone a sentire almeno dei pizzici o dei pizzichi di verità che poi entreranno nelle persone e germoglieranno adagio adagio. Poi ci sono tanti altri casi invece che è proprio l'opposto, ci sono quelli della mano sinistra che proprio per alimentare il loro ego incominciano a fare strutture piramidali tipo gruppi e quant'altro per sodomizzare le anime e tenerle sempre nel basso astrale, magari promettendogli cose materiali o conquiste materiali con dei sigilli, ad esempio dei sigilli astrali. Ne ho sentiti di tutti i colori anni fa di gente che andava di notte a mettere sigilli astrali ad altre persone per proteggere a destra e a sinistra. Lasciate stare queste cose qui che sono tutte robe della mano sinistra e robe materiali, anche se si parla di vibrazione. Lasciate stare questi che vi vogliono aiutare, perché questi della mano sinistra non riescono neanche a aiutare loro stessi, tanto sta che fanno delle strutture piramidali in cui lui o lei deve essere il capo, la regina, l'imperatore e tutti gli altri sotto come schiavetti vibrazionali, ma questo serve solo a alimentare la loro egregore, e se non sapete cos'è un egregore, il vostro marietto veneziano ha già fatto una pillola nei passati mesi. Bene, detto questo, il vostro marietto veneziano vi ringrazio di avermi ascoltato fino qui e vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Illegale Marietto Veneziano e venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!